Diversa era stata la sorte per gli ultimi giorni della vita di Enrico Caruso. Era il 1920 e a dicembre lui ancora stava facendo gli ultimi spettacoli a New York quando si cominciò a sentire male e decise di tornare a Napoli. Riuscì ad arrivare a Napoli, riuscì ad entrare nel porto di Napoli e a ospedersi a Sorrento per qualche settimana, per qualche mese, fino a quando nell'agosto non morì a Napoli nel 1921. E per una strana combinazione del destino fu Lucio Dalla che, dormendo in una stanza d'albergo a Sorrento, scoprì che quella era stata la stanza in cui aveva passato gli ultimi giorni della sua vita Enrico Caruso, si ispirò e decise di scrivere quella canzone che intitolò Caruso e che il ritornello conosciamo tutti quanti, anche perché è la canzone italiana in questo momento più conosciuta al mondo. E il ritornello di questa canzone dice Io te voglio bene assai, che è esattamente il titolo della prima canzone d'amore, quella del 1834, il primo instant hit fatto a Napoli.